Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, pizza Regina Margherita Alta Cameo 375 grammi a €2,69. Birra Nastro Azzurro 62 CL a 95 centesimi. Olio extravergine di oliva De Santis 1 litro a €4,99. Gelato Groovy San Montana 4 pezzi a €3,49. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecche, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Stavolta apriamo alla Sardegna, al Sarrabus in particolare, perché la Sardegna sta affrontando una nuova emergenza, quella della dermatite bovina, con 3 focolai confermati nel Sud Sardegna, in particolare nel Sarrabus. La regione ha risposto con l'abbattimento di 178 capi, blocco della movimentazione, piani di vaccinazione e si valutano gli indennizzi. Per parlare di questa situazione abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Direttore, senta, è una nuova emergenza per gli allevatori nel Sud Sardegna. A Ferraggi sono stati abbattuti quasi 200 capi, una notizia che ovviamente c'è un'intera mandria di bovini, una notizia che ha colpito molto, perché anche secondo quanto riferito alcuni vitelli sarebbero risultati effettivamente affetti dalla malattia, ma mentre gli altri animali erano sani e vaccinati. Che cosa ci può dire a riguardo di questa situazione? Purtroppo una situazione che abbiamo vissuto l'anno scorso, far data da metà giugno, dove nella provincia di Nuoro abbiamo avuto 80 capi, 80 aziende coinvolte con oltre 3.250 capi abbattuti. Conosciamo purtroppo bene le dinamiche. Questa è una pandemia di categoria A, di classe A. Comunità Europea prevede l'abbattimento in caso di positività. È chiaro che la situazione
è preoccupante, speriamo che possa essere contingentata, che siano dei casi isolati che non vada a propagarsi altrove, anche perché abbiamo pagato a caro prezzo mesi e mesi di blocco della movimentazione e di un settore che stava e sta dando grandissime soddisfazioni dopo anni complessi a tutto il comparto, per cui è con l'augurio che si possa contingentare quanto prima. Poi certo che dispiace quello che è accaduto, dispiace quando il sacrificio di una vita degli animali allevati con passione, come tutti quanti, anche l'immagine della famiglia Cannas, esatto. la disperazione a livello, ma anche a livello sociale, a livello di comunità per un'attività che viene distrutta e che non si dica, ecco. Però ripeto, dobbiamo ancora capire, adesso ci sono delle analisi ulteriori in corso, dobbiamo comprendere anche dalla ASL e avere notizie, speriamo, positive. Comprendere però come sia stato possibile che dei vitelli siano risultati figli di madri vaccinate e siano risultati positivi alla dermatite alveolare, anche perché onestamente c'era sempre stato raccontato che per i primi mesi avrebbero avuto una sorta di trasmissione di indennità dalla linea materna, per cui credo che sia da approfondire. Tante sedi del nostro possesso ci dicono che anche nel resto dei paesi europei, che del Nord Africa, laddove la malattia è intervenuta, ci sono stati dei percentuali intorno al 3-4% di positività anche su mandrie vaccinate. È tutto da vedere, verificare, ripeto, l'augurio che si possa contingentare e dare comunque respiro a questo settore, evitare che ci sia un ulteriore blocco. Assolutamente. Direttore, in Ogliastra com'è la situazione? Però la situazione in Ogliastra è abbastanza tranquilla, non si registrano ad oggi dei nuovi casi. Sappiamo che stanno facendo delle verifiche, qui niente, l'auspicio è che rimanga invariata. Noi per contro posso anche anticiparvi che l'altro giorno ci sono stato io con i nostri dirigenti regionali e i colleghi provinciali al tavolo verde convocato dall'assessore Agus, che è stato molto sensibile. Noi abbiamo ribadito l'esigenza, siccome ci risulta, è stato confermato che siano avanzate delle risorse dai precedenti stanziamenti, ci hanno garantito, ripeto, richieste di call diretti, ma già di mesi or sono, che verrà procrastinato di diversi mesi il ristoro derivante dal blocco della movimentazione dei vitelli. Parliamo di quei 5,45 € che erano stati riconosciuti dal 2 luglio al 2 settembre. Per cui speriamo che questo venga procrastinato almeno sino ai primi di febbraio, perché poi lo sblocco è avvenuto a metà febbraio, lo sblocco delle movimentazioni, per cui speriamo che dovrebbero essere ristorati questi mesi. E abbiamo ribadito anche l'esigenza di riconoscere per tutti quegli animali abbattuti, quindi quei 3.257 che hanno abbattuti lo scorso anno, una cifra che verrà quantificata e riconosciuta in termini di mancato reddito. L'altro aspetto è che stiamo attivando tutta una serie di iniziative per far sì che si abbiano tutte quelle deroghe di modo da non creare dei danni successivi, perché ricordiamoci chiaramente che si tratta di aziende dove sono stati abbattuti tutti gli animali, per cui non possono mantenere gli impegni. Pensiamo anche alla PAC del 2026 e una serie di misure pluriennali per quali danno la beffa, per cui ci stiamo attivando per la richiesta delle deroghe, insomma. Benissimo. Senta, direttore, ultima domanda per capire meglio. Secondo lei ci potevano essere altre alternative all'abbattimento totale? Parlo del caso di Ferraggi, che è l'ultimo, perché è una questione di 2 giorni fa. Vediamo il video, stiamo mostrando in questi minuti il video di questa bellissima mandria che appunto di questo allevatore a Muravera, a Ferraggi, in questo video girato da un imprenditore. Ecco, si poteva fare, era questa la soluzione, l'abbattimento totale? Purtroppo
secondo le norme apprezzabili purtroppo, perché chiaramente poi io ho la mia testa pensante, certo, che dispiace e l'avrei fortemente evitata, forse dipende da me, però questa parliamo di una pandemia che a livello che viene gestita non a livello regionale e tantomeno a livello ministeriale, ma dobbiamo recepire le norme europee la identificano, la riconoscono, la classificano come classe A, per cui tutte quelle situazioni riconducibili alla classe A prevedono purtroppo ai noi l'abbattimento della mangia. Ripeto, una situazione che abbiamo vissuto con grande dolore, certo, l'anno scorso, quando in provincia di Nuoro siamo stati sul campo tutta l'estate, sino all'inizio autunno, perché è stata veramente una mattanza, e questo, ripeto, dispiace perché siamo consapevoli del lavoro che ci sia dietro, del sacrificio, dell'impegno, del sudore, dell'investimento, della perdita economica e dell'impatto che ha a livello familiare, a livello locale, anche a livello sociale e di comunità. Anche perché quello che poi colpisce ancora di più che erano comunque animali vaccinati, quindi purtroppo, come si può evitare anche che situazioni simili si ripetano in futuro se poi gli animali sono vaccinati? Infatti bisognerebbe capire, perché ci risulta che i casi di positività riguardano di vitelli figli di madri vaccinate, non di animali vaccinati, che tra l'altro non avevano, da quello sempre per sentito dire, così si racconta, sì, anche perché poi Cannas è un nostro associato della Federazione di Cagliari, una persona che personalmente lo conosco da anni, so che è una famiglia serissima di grandissimi allevatori, grandissimi produttori. Avrò modo di contattarli personalmente, non me la sono sentita perché in questi giorni, perché per non acuire un dramma, il dolore, avrò modo di incontrarlo personalmente, anche perché, ripeto, dobbiamo comprendere anche con del perché si sono verificati si è verificata quella situazione. Tra l'altro ci risulta che non avessero neanche dei sintomi clinici da questo punto di vista, però purtroppo sono state accertate le positività e ripeto, è classificata di categoria A, purtroppo non si può fare nulla. Va benissimo, grazie direttore per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Ecco, abbiamo avuto al telefono con noi il direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra. Abbiamo parlato della situazione dermatite bovina. Fortunatamente in Ogliastra non si registrano al momento casi, speriamo che non si registrino mai. Abbiamo analizzato il caso di Feraci nel territorio di Muravera, con purtroppo questa mandria praticamente interamente abbattuta perché ci sono stati dei casi di dermatite bovina. E quindi cosa sta facendo Coldiretti, che cosa si chiede, le azioni per sostenere questi allevatori. Noi andiamo avanti, ora ci spostiamo a Cardedu perché ieri è stata inaugurata la Casa dei Sogni, che torna a vivere con nuova energia. La struttura confiscata alla criminalità organizzata e affidata alla Fondazione Domus de Luna, gestita in sinergia con l'associazione Ogliastra Informa, si prepara ad accogliere minori e persone con disabilità, offrendo loro periodi di vacanza in un ambiente inclusivo immerso nella natura. A dare un nuovo volto all'edificio è stato il murale realizzato dall'artista sardo Crisa, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che ora colora la facciata principale della casa. Un intervento simbolico che segna la ripartenza dell'attività dopo un anno di sperimentazione. All'inaugurazione erano presenti le autorità locali, il sindaco di Cardedu, la prefetta Alessandra Nigro, c'erano anche i bambini delle scuole elementari, oltre ai ragazzi e le ragazze dell'associazione Ogliastra Informa e diverse autorità. Con l'inizio della primavera riprendiamo le attività con slancio, ha dichiarato Ugo Brestanello, fondatore di Domus de Luna. Questa casa è fatta di sogni ma anche di concretezza, colori e luce. Il murale ravviva uno spazio pensato per accogliere bambini, ragazzi e persone con disabilità insieme agli operatori che ogni giorno li seguono. Il progetto, sostenuto anche dalla Fondazione Con il Sud, punta a offrire opportunità a chi vive in condizioni di fragilità. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato, come detto, anche i bambini di Cardedu, che hanno donato libri per la futura biblioteca e contribuito a piantare nuove siepi.
L'opera nasce dal dialogo con il paesaggio circostante, ha spiegato l'artista Crisa. I colori richiamano la campagna e il mare, mentre le linee che si intrecciano rappresentano la cooperazione tra le persone, valore centrale di questo luogo. La Casa dei Sogni si arricchisce di nuovi colori e iniziative, ha detto Rita Concu, presidente dell'associazione Ogliastra Informa. La partecipazione dei bambini è il segno più autentico di inclusione che deve diventare una scelta quotidiana. Andiamo avanti ora con una novità: via libera al rafforzamento del trasporto pubblico locale tra Barissardo e Cardedu. L'assessorato ai trasporti della regione ha approvato un finanziamento di 150.000 euro destinato all'Unione dei Comuni d'Ogliastra per il potenziamento del servizio in vista dell'estate 2026. Il progetto, nato 3 anni fa come sperimentazione, ha registrato una crescita significativa dell'utenza, confermando l'importanza di collegamenti efficienti tra centri abitati e località turistiche. Il piano prevede un aumento delle corse e l'estensione degli orari anche nelle fasce serali, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra i paesi. Il servizio potenziato sarà attivo dall'8 giugno al 21 settembre. Novità anche sul fronte dell'innovazione e della sostenibilità. Lungo i tracciati saranno installate 10 nuove fermate smart e altrettante colonnine di ricariche per i bike. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Barissardo, Ivan Mameli, che ha sottolineato la crescita del servizio e il lavoro svolto dagli uffici. Positivo anche il commento del sindaco di Cardedu, Marcello Vacca, che punta allo sviluppo del progetto. Restiamo ora su Barissardo perché ci sono delle modifiche temporanee al servizio di conferimento rifiuti nel territorio comunale. La ditta Tecnoservice, nuova affidataria dell'igiene urbana, ha comunicato che da ieri e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria l'ecocentro in località Santa Susanna sarà accessibile con modalità ridotte. Il conferimento dei rifiuti sarà consentito esclusivamente all'ingresso presso il cancello, dove sarà presente un operatore dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, festivi esclusi. In questa fase sarà possibile conferire carta e cartone, plastica e imballaggi, vetro e metalli, oltre al legno e rifiuti ingombranti, con l'esclusione dei RAEE. In parallelo sarà attiva l'isola ecologica in località Samarina, aperta da lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30. Qui potranno essere conferiti carta, plastica, vetro, metalli e rifiuti organici. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del comune di Barissardo. Chiudiamo con un evento, ci spostiamo a Girasole, un momento di memoria e approfondimento storico dedicato agli internati militari ogliastrini, prigionieri tedeschi, prigionieri nei lager tedeschi durante la seconda guerra mondiale. L'incontro dal titolo Gli eroi a lungo dimenticati si terrà domenica 26 aprile alle 15:30 nell'aula consiliare di Via Mare a Girasole. L'iniziativa coinvolge i comuni di Tortolì, Girasole e Lozzorai e sarà curata da Mariana Moncelsi con il coordinamento di Frederick Todde. L'evento intende riportare l'attenzione su una pagina spesso trascurata della storia italiana, quella degli oltre 600.000 militari che dopo l'8 settembre 1943 furono deportati nei campi di prigionia nazisti, rifiutando di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Un'occasione per riflettere sul valore della memoria e rendere omaggio a uomini che con il loro sacrificio hanno contribuito alla storia del nostro paese. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.